Io mi chiamo Maurizio Savoldo, sono titolare del laboratorio La Rubbia, un laboratorio artigianale che si occupa della ricerca e dell'utilizzo dei pigmenti naturali. La ricerca e l'utilizzo dei pigmenti che vengono estratti da radici, foglie e cortecce, che poi impieghiamo per tingere i filati e i tessuti con cui realizziamo i nostri accessori di abbigliamento e di arredamento. Realizziamo anche una tecnica dell'ecoprint, una tecnica di stampa botanica di cui si occupa Federica principalmente, una tecnica sempre che appartiene alla tintura naturale ma una tecnica diciamo più artistica. Nel progetto GAL, a cui abbiamo aderito al bando del 2021, è un progetto che ci ha permesso di entrare in rete in modo diciamo più artistico, con un sito internet più completo e soprattutto anche corredato da uno shop online. Abbiamo avviato anche una nuova linea di accessori di arredamento, una linea di accessori di arredamento che riprende il tradizionale ma lo rimodernizza in base diciamo, alle nostre tinture caratterizzate da delle sfumature molto particolari. Abbiamo anche tramite un social media manager ampliato la nostra clientela anche fuori dalla Sardegna ma anche fuori dall'Italia attraverso i nostri canali social. Oggi sicuramente grazie appunto ai canali social e al sito internet anche con diverse lingue stiamo riuscendo a entrare in quel canale di quel turista straniero, perché in questo momento è soprattutto il turista straniero che ricerca un turismo esperienziale e quindi stiamo riuscendo a legare proprio il turismo con la nostra attività. Infatti da poco abbiamo realizzato anche un laboratorio esperienziale con un gruppo di americani. Oggi il centro Sardegna ad esempio, soprattutto qua nel paese della Zara, è diventato una meta fissa diciamo, per molti stranieri. Sarebbe bello ampliare diciamo, l'offerta per il turista che invece di soffermarsi solo una giornata potrebbe fermarsi anche più giorni per praticare appunto queste esperienze. Sicuramente dopo ormai 20 anni di attività, perché noi siamo nati nel 2005, penso che posso proprio consigliare ai giovani di investire su un lavoro che può essere non solo artigiano, adesso nel caso sono un artigiano, ma possono essere anche altri settori, ma soprattutto un lavoro per cui loro hanno una certa passione. Perché io dico sempre che nell'arco della nostra vita noi l'80% del tempo lo passiamo lavorando. Quindi fare per l'80% del nostro tempo un qualcosa che ci piace è sicuramente una delle cose più importanti della vita. E poi soprattutto cercare di valorizzare le risorse che il territorio offre, come ad esempio noi abbiamo fatto un'arte antica, quella della tintura naturale, che ci permette di utilizzare le piante locali, ma non solo, anche di parlare della storia del nostro territorio e questo è anche molto importante perché oggi il cliente ricerca un qualcosa che parla di storia, che parla di un territorio e soprattutto anche che parla anche di sostenibilità.